Allora, Stefano, Francesca, Stefano, volevo partire da te, cioè chiederti banalmente, no? Quanto hai studiato per interpretare questo personaggio Costas e quanto e se hai ritrovato qualcosa di te, no? Allora, sono costretto a risponderti che ho studiato tanto perché vicino c'è seduta una persona che mi definisce un secchione. È vero, un E secchione. quindi ho studiato, ho letto, Tutti i libri. no, tutti no, ho letto i No. primi Mm. 5. Su 18, vabbè, un terzo, dai, ne ho letti un Di più terzo. di quelli della Più di serie. quelli della serie, sì, è vero, questo sì. E, ho- e ti posso dire che ho studiato soprattutto grazie a un libro meraviglioso che ha scritto Petros Markaris, che non è uno dei romanzi di Costas, perché sai, più o meno i romanzi di Costas sono tutti no, più o meno, sono tutti raccontati in prima persona, quindi Costas tende a descrivere le persone che ha davanti e non parla di se stesso, lo desumi tu dal suo modo di comportarsi e di rispondere, il suo carattere, ma non ce n'è una descrizione. Invece lui ha scritto un libro che si chiama Io e il commissario Costas Caritos, in cui sostanzialmente è un'autobiografia dell'autore in cui però per raccontare se stesso si relaziona a Costas e ne prende le distanze e le vicinanze, e questo ovviamente mi ha dato la possibilità di conoscere un po' meglio questo commissario, che è lontanissimo da me. Io sono una persona più tranquilla e diplomatica e disposta all'incontro, e difficilmente mi schianto sui muri, come si dice, di Costas. E invece Costas è assolutamente ruvido, è uno che va diretto al problema senza porsi il problema di chi ha davanti, e quindi che sia un delinquentello di strada o che sia un ministro, lui lo attacca con la stessa veemenza e con la stessa mancanza assoluta di filtri, e questo devo dire un po' glielo invidio. Certe volte ai call center Francesca, vorrei quindi, far rispondere a Costas. Francesca, quindi l'hai definito un secchione, però la stessa cosa vale per te allora, cioè, oppure, insomma, tu... No, io non sono una secchiona, al contrario proprio. Io, cioè, ho una mia secchionitudine tutta personale, nel senso che il mio modo di studiare non è un modo di studiare canonico, non è mai stato neanche a scuola, insomma. Però anch'io devo dire, grazie al libro che mi ha regalato lui, e poi a un grosso lavoro che è stato fatto con Milena, insomma, sul personaggio, non tutto il libro, ma una parte specifica del libro in cui Marcaris appunto parlava del rapporto tra i suoi genitori mi ha dato di fondo la chiave di quello che poteva essere il rapporto tra Adriana e Costas. E quindi mi interessaste perché volevo chiedervi com'è stato lavorare con Milena, perché tra l'altro lei è un docente, un corso che avevo fatto io, perché lei poi nelle note di regia ha detto che è stata quasi un'impresa portare sullo schermo un personaggio, insomma, così amato, ma così anche definito, no, nel tempo. Quindi con lei come vi siete lasciati guidare? Cioè vi siete lasciati guidare oppure... Allora, Milena devo dire che ha una capacità tutta sua di conquistare la fiducia di un attore nei primi 30 secondi in cui la conosci, perché ti dà questo senso di estrema protezione e ti dà anche un senso, perché poi così è, di avere le idee chiarissime, e quindi è l'ideale che un attore si possa trovare davanti, perché è una persona che ha le idee chiare su quello che va fatto, ma disposta al dialogo e all'incontro con l'attore che porta il suo, e questo non può che portare a dei risultati positivi. Quindi per me non è che è stata importante Milena, per me è stata l'unica cosa che ha reso possibile Costas per quanto mi riguarda, è stata la presenza, soprattutto a muovere i fili, di Milena Cocozza. Poi l'incontro con un cast stellare ha fatto il resto, però Milena per me è la condizione sine qua non. Stefano Presi non ha fatto niente, perché lui non è Eh, bravissimo, lascia fa, secchione. lascia fa. No, scusate, È noi fatta ci così, è fatta così. facciamo i complimenti. Basta, dici una buona regia, poi... Ma quanto volevo chiedervi cambia per voi attori? Questa è una domanda che mi incuriosisce sempre, interpretare un ruolo per un film, per un lungometraggio di finzione e quanto invece per una serie, in questo caso scritta anche da diversi autori. Come e quanto cambia per voi? Ah, rispondo prima io? Per quanto mi riguarda, non cambia granché la costruzione del personaggio, sia che si tratti di un cortometraggio, sia che si tratti di una lunga serie. C'è un rapporto mio personale, una cosa mia personale con il personaggio, che mi fa distinguere un personaggio di un film o di un cortometraggio o uno spettacolo teatrale dal personaggio invece di lunga serialità. È che io nel momento in cui affronto un personaggio e sto dentro quel personaggio e lavoro con quel personaggio, nel momento in cui il progetto finisce, il film finisce, seppellisco qualcuno. Quindi ho uno strappo, è un amico che perdo, è qualcuno con cui ho vissuto cuore a cuore per 7, 8, 10 settimane a seconda del budget della produzione, e poi ci salutiamo e ci separiamo.
Invece con la lunga serialità tu hai questa fine che però magari non è una fine. Quindi io quando finisco le puntate dei Delitti del Barlume so che l'anno prossimo ne faremo un'altra, quindi ho questo rapporto di sospensione annuale che non mi può far seppellire il personaggio. Questa è l'unica differenza per me. Poi l'approccio è fare al meglio il tuo lavoro sia per 10 minuti che per 10 anni. Cambia forse per me, diciamo, l'allenamento, se corri 100 metri o una maratona, insomma, ti alleni in maniera differente, perché la resistenza che devi avere è differente, o comunque la dispersione delle energie va misurata in maniera differente. Una lunga serialità ti capita di girare puntate dell'inizio a fine, riprese o viceversa, e quindi chiaramente se questo su un film avviene in un arco di tempo limitato e quindi puoi contenere l'arco intero del personaggio anche con questi sballottamenti sulla lunga serialità, devi avere di fondo una capacità di focalizzare immediatamente il tratto principale o fondamentale che tu vuoi dare al personaggio per non perderlo con questi sbalzi. Quindi è una questione di misurare le forze per non arrivare sfiatato nei punti fondamentali. Cosa questa poi che nelle lunghe serie diventa ancora più difficile perché spesso cambiano le penne di chi scrive, O scrivono cambiano durante, i registi, cioè, quindi il tuo personaggio rimane il tuo personaggio ma diretto da persone diverse e scritto da persone diverse, quindi forse è ancora più complicato. Esatto. Grazie ragazzi, il mio tempo è finito. Grazie a te. Mille.